Benvenuti alla lezione numero 16 della sezione Ruoli e Competenze. Allora, dopo aver studiato gli approcci, adesso vediamo a qualche variazione invece che può operare e praticare la mano destra. Osserviamo i numeri 21 e 22, si tratta di usare stavolta le crome e quindi, come vedete, basta sdoppiare le note dell'accordo dividendole in due parti e quindi anziché suonarle tutte e tre insieme suoniamo prima due note e poi sulla seconda croma la terza nota. A questo punto scegliete il rivolto che vi fa comodo, che vi piace. Nella particolare indicazione al numero 21 siamo partiti dal Do maggiore secondo rivolto e quindi abbiamo sdoppiato il Do Mi e poi il Sol da solo, ma osserviamo direttamente sulla tastiera. Allora, quindi il numero 21, vediamo la posizione e il secondo rivolto, suonato però con le crome in questa maniera: prima il Do Mi da solo e poi prima il Do Mi insieme e poi il Sol da solo, quindi diventa 1, 2, 3 e 4. Successiva posizione La minore, con legame armonico è la posizione fondamentale, quindi 1, 2, 3 e 4, Re minore, 1, 2, 3 e 4, Sol maggiore, 1, 2, 3 e 4, 1, e posso continuare quindi con il legame armonico ancora successivamente. Vediamo insieme alla sinistra 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. E così via. Osserviamo adesso invece anche il numero 22 che procede in direzione opposta, cioè parte con le due note, le prime due, diciamo, nella prima e la seconda parte dell'accordo. Invece prima al numero 21 abbiamo l'accordo, quindi prima la seconda e la terza parte insieme e la prima parte isolata. Adesso invece abbiamo Mi Sol Do, come vedete, quindi abbiamo la prima e la seconda parte dell'accordo insieme e poi la terza parte da solo, rilavorando un'ottava sotto, quindi rispetto a quella scritta sul pentagramma, ma insomma è l'ottava che va anche bene. Abbiamo questo movimento: 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Quindi, come vedete, ricordate dall'armonia che gli accordi sono costituiti dalle note che occupano una posizione chiamata parte, quindi la più grave è la prima, la centrale è la seconda e la terza è la terza nota è la terza parte. Quindi nel primo esempio abbiamo la seconda e la terza parte insieme e la prima parte da sola. Al numero 22 invece abbiamo insieme la prima e la seconda parte e la terza parte da sola. In questo caso sono partito però dal primo rivolto, ma potrei usare lo stesso rivolto del 21 e quindi diciamo articolare le note in questa maniera. Ecco che quindi, inserendo le crome e sdoppiando l'accordo in due parti, abbiamo dato un ulteriore movimento anche stavolta con la mano destra, rendendo quindi più interessante l'accompagnamento. Praticate come al solito questi due esercizi anche in altre progressioni armoniche, poi provate anche ad applicare a delle canzoni e insomma non vi resta che divertirvi. Allora anche per oggi abbiamo concluso, ci aspetta la successiva lezione di ruoli e competenze che completa il paragrafo dedicato al pianista accompagnatore. Non mi resta che augurarvi ancora buono studio e come sempre buona musica. Ciao!